Hanno superato i 22,4 miliardi di euro i finanziamenti richiesti al fondo di garanzia, con 481.000 pratiche pervenute dalle banche, di cui 437.000 riguardanti finanziamenti fino a 25.000 euro per circa 9 miliardi di euro. Lo fa sapere l'ABI. Anche in questi giorni, frequentemente festivi di fine maggio e inizio giugno, le banche continuano a essere operative, sottolinea l'Associazione Bancaria Italiana. Da domani, in seguito al progressivo superamento della fase iniziale dell'emergenza Covid, sarà operativo il nuovo Contact Center per il pubblico dell'Automobile Club d'Italia. I cittadini, senza bisogno di registrarsi, potranno inviare al nuovo servizio richieste relative al funzionamento degli uffici ACI e alla gestione delle pratiche automobilistiche cliccando sulla voce URP in alto a destra nel menu della home page del sito www.aci.it. Si attiverà così un percorso guidato per aree tematiche che consentirà di indirizzare automaticamente agli uffici competenti i quesiti posti e le segnalazioni inviate. L'attivazione del nuovo Contact Center URP, fa sapere l'ACI, comporterà la contestuale disattivazione della casella di posta elettronica presidio URP covid19@aci.it. È partito alle 10.40 di questa mattina il volo AZ608 che segna la ripresa dei collegamenti diretti all'Italia fra Roma e New York. Il servizio sarà effettuato fino al 14 giugno con frequenza bisettimanale dall'Italia il martedì e il sabato, dagli Stati Uniti il mercoledì e la domenica. Dalla seconda metà del mese il collegamento opererà 4 giorni a settimana con l'aggiunta di 2 voli dall'Italia il giovedì e la domenica e 2 dagli Stati Uniti il lunedì e il venerdì. Tutti i voli all'Italia vengono effettuati con capienza degli aerei contingentata per rispettare le disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo. Il 35% degli italiani ha scelto di fare una gita fuori porta in giornata, anche con il classico picnic al mare, in montagna, in campagna o anche nei parchi delle città in occasione della festa del 2 giugno. E quanto emerge da un'indagine di Coldiretti, solo il 2% degli italiani ha colto l'occasione per fare una breve vacanza dormendo fuori casa, mentre la grande maggioranza è rimasta a casa. Nella scelta delle mete degli italiani si sono divisi tra quanti hanno preferito la spiaggia e quelli che hanno optato invece il relax nel verde. Ma non mancano quanti hanno approfittato della giornata per visitare borghi o centri minori.